Sono 16 gli indagati della Procura della Repubblica di Caltanissetta per l'attività di intermediazione illecita allo sfruttamento lavorativo e impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento. Gli operai reclutati a Caltanissetta venivano trasportati dai caporali a bordo di furgoni in pessime condizioni di sicurezza nelle campagne dell'Agrigentino e del Nisseno. Le indagini sono iniziate alla fine del 2020 e hanno visto impegnati per un lungo arco temporale la squadra mobile della Polizia di Stato e il Nord dei Carabinieri. Al termine dell'attività è stato possibile raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di sfruttamento del lavoro da parte di alcuni imprenditori agricoli o proprietari terrieri del territorio nisseno e di quello agrigentino e segnatamente dei comuni di Delia, Sommatino, Palma di Montechiaro e Ravanusa, il tutto approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, per la maggior parte stranieri, derivanti dalle precarie condizioni socio-economiche in cui gli stessi versavano. Le attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche degli indagati hanno consentito di appurare che gli intermediari intrattenevano frequenti contatti con gli imprenditori terrieri per concordare il numero dei lavoratori di cui necessitavano e il compenso da corrispondere loro. I caporali poi trattenevano una parte del salario inferiore al salario minimo fissato dai contratti collettivi di categoria e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato da loro stessi consegnato ai braccianti.